31 aprile 1967, Atene. Alle prime luci dell'alba, una giunta militare di stampo fascista prende il potere e instaura una dittatura. È il golpe dei colonnelli. I partiti politici vengono dichiarati fuorilegge, la stampa sottoposta a censura. Viene istituito un tribunale speciale che condanna migliaia di oppositori al carcere o al confino. Viene istituita la legge marziale e la tortura diventa una pratica abituale. A guidare la giunta militare è il colonnello Georgios Papadopoulos. La popolazione greca assiste quasi senza reagire all'instaurazione del regime. Il colpo di Stato, conseguenza dell'instabilità politica interna, ha però l'assenso del re Costantino II, che era stato preventivamente informato e dunque di fatto la giunta militare ha un'origine del tutto legittima. A livello internazionale, gli Stati Uniti, in piena guerra fredda e che in Grecia posseggono diverse basi militari, preferiscono appoggiare i colonnelli piuttosto che affidarsi ad una fragile democrazia proprio ai confini con il blocco sovietico. In Italia, il golpe dei colonnelli viene applaudito dall'estrema destra, soprattutto dal Movimento Sociale Italiano, ma anche da formazioni extraparlamentari, come Ordine Nuovo e Avanguardia Nazionale. Nel dicembre del 1967 il re Costantino II organizza un controcolpo di Stato per riconquistare la piena sovranità del paese. Il tentativo però fallisce, il re è costretto all'esilio. La dittatura dei colonnelli impone in Grecia il suo regime duro e spietato. Simbolo della resistenza alla giunta militare è Alexandros Panagoulis, chiamato comunemente Alekos, un ufficiale dell'esercito che subito dopo il golpe diserta, si dà alla clandestinità e fonda il gruppo Resistenza Greca. Dopo un fallito attentato a Papadopoulos, Alekos Panagoulis viene arrestato, torturato per giorni e successivamente processato. Inizialmente condannato a morte, è tenuto in isolamento per 3 anni e mezzo. Scarcerato in seguito ad un'amnistia, trova la morte nel 1976 in un misterioso incidente stradale. La sua figura viene resa immortale e leggendaria dal bestseller Un uomo, scritto dalla sua compagna di vita, Oriana Fallaci. Negli anni il dissenso verso i colonnelli si allarga. Nel 1968 i funerali del vecchio leader Papandreou si trasformano in una grande manifestazione contro la giunta. Il 23 maggio 1973 il cacciatorpediniere Velos, impegnato in una esercitazione NATO, si rifiuta di ritornare in Grecia come forma di protesta verso il governo militare. Nel novembre del 1973 gli studenti occupano il Politecnico di Atene. L'esercito risponde con la forza e con l'intervento dei carri armati. La giunta militare vacilla e Papadopoulos viene destituito. Al suo posto si insedia il generale Dimitris Ioannidis. Nel luglio del 1974 il regime appoggia un tentativo di colpo di Stato nell'isola di Cipro, contesa da anni dall'etnia greca e da quella turca. La Turchia risponde con l'intervento militare e invade Cipro. La minaccia di una guerra segna il declino definitivo del regime. La Grecia torna a libere elezioni nel novembre del 1974 e in seguito a un referendum istituzionale nasce la Terza Repubblica Ellenica. Nel 1975 Georgios Papadopoulos e gli altri leader della giunta vengono sottoposti a processo e condannati alla pena dell'ergastolo.